dal TG Sicilia, le principali notizie. A Catania una parte dell'inchiesta della magistratura antimafia di Napoli su un presunto sistema per condizionare l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia, riflettori sul ruolo del deputato regionale Castiglione che non è indagato. A Palermo, scene di guerriglia al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. In 4 hanno tentato di strangolare un infermiere e poi calci e pugni su di lui e un vigilante. Amministrative, dietro l'apparente vittoria delle liste civiche ricompaiono i partiti tradizionali, ma ci sono anche le strane alleanze formate da coalizioni locali. Lo scippo, la Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici per le infrastrutture per 3 miliardi. L'allarme è dell'ANCE, l'associazione dei costruttori, che denuncia lo spostamento di questi soldi al nord. Il fiume Gela continua a tingersi di nero, sulle sponde della foce si ammassano decine di pesci morti in un ecosistema contaminato da anni. Ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera è pronto, ma inutilizzato, manca la corrente elettrica. Informazione, dopo 80 anni il quotidiano La Sicilia passa da Mario Ciancio Sanfilippo all'editore italo-americano Salvatore Palella. Nostro ospite tra poco il direttore della Sicilia, Antonello Piraneo, che annuncerà come cambierà il giornale. Calcio, in attesa dell'incontro fra Toscano e Grella, che dovrebbe sancire la permanenza del tecnico, il club avrebbe individuato i ruoli su cui intervenire nel prossimo mercato. Pallanuoto femminile, Orizzonte in basca fra poche ore a Roma per la gara 2 della finale. In caso di vittoria sarebbe scudetto. Se si imponesse la squadra capitolina, tutto rinviato a gara 3 sabato a Catania. Bentrovati, dunque approda a Catania parte dell'inchiesta della magistratura antimafia di Napoli su un presunto sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia. I riflettori sono puntati sul ruolo del deputato regionale Castiglione che non è indagato. Luca Siliberti. Tra le carte dell'inchiesta che indaga sui rapporti tra la Camorra e Cosa Nostra negli appalti dei rifiuti in Sicilia c'è una parte che riguarda un lotto da 76 milioni di euro della gara da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura a Catania. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Supereco degli imprenditori Ciummo, padre e figlio, che sono indagati per concorso esterno alla mafia. La ditta, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe usufruito dell'intercessione della criminalità organizzata per entrare nel territorio etneo. Una parte degli atti dell'inchiesta della DDA di Napoli è stata trasferita alla Procura di Catania perché l'imprenditore Nicola Ferraro, ritenuto esponente dei casalesi, avrebbe confidato a un ex camorrista il coinvolgimento del deputato regionale Giuseppe Castiglione, già coinvolto nel blitz Mercurio per voto di scambio politico-mafioso nell'aggiudicazione della gara di Catania quando era presidente del Consiglio Comunale. Castiglione, in cambio, avrebbe ottenuto alcune assunzioni nella ditta Dusman che si occupa di pulizia o nella stessa Supereco. Il politico, che non è indagato, ribadisce attraverso il suo legale la propria totale estraneità alla vicenda. Ma dalle carte il nome di Castiglione torna spesso nelle trascrizioni della polizia giudiziaria. Il primo contatto telefonico tra Castiglione e Ciummo risalirebbe al 13 agosto 2021. I due si incontreranno solo a fine mese, anche con il padre di Castiglione, Santo, in un noto bar catanese. Poi altri incontri a ottobre e a dicembre, in epoca anteriore alla definitiva assegnazione dell'incanto. Per gli inquirenti non vi è ragione alcuna perché i Ciummo, prima dell'aggiudicazione e subito dopo la stipula del contratto col Comune di Catania, debbano avere interlocuzioni sull'andamento della gara stessa con i Castiglione, se non quella di rapportarsi con il referente politico a cui si sono affidati per garantirsi l'assegnazione dell'appalto. Ancora violenza negli ospedali. Al Cervello di Palermo in 4 hanno tentato di strangolare un infermiere. Poi calci e pugni su di lui e un vigilante. Sono state scene di guerriglia autentiche ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale. Sentiamo Marco Gullà.
Calci, pugni e tentato strangolamento, gli ospedali che diventano ring, 4 persone, un padre e 3 figli, familiari di una paziente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno aggredito ieri un infermiere e un vigilante colpendoli con violenza e come vediamo anche da questa foto l'infermiere riporta i segni dell'aggressione. Nella rissa hanno provocato danni all'area di emergenza e minacciato le vittime dell'aggressione che la vicenda non sarebbe finita lì. Non è più accettabile tali comportamenti, questi comportamenti vili e meschini dove addirittura si tenta di strangolare un operatore, un infermiere quando era stato dato un servizio già eccellente è inaccettabile. Chiediamo l'intervento soprattutto delle forze dell'ordine, che attraverso la prefettura venga istituito un tavolo tecnico per definire una volta e per sempre tutti i posti di polizia a Palermo. Palermo provincia ormai è puntualmente sotto l'aggressione della delinquenza comune. Secondo una prima ricostruzione, la paziente era stata ricoverata al pronto soccorso, apparentemente in gravi condizioni. Dopo pressioni e insistenze per avere aggiornamenti, il marito e i figli, non ricevendo risposta al cellulare dalla donna che dormiva, si sarebbero convinti che la donna fosse deceduta e avrebbero iniziato a dare incandescenze contro i sanitari. Una nuova aggressione che non fa altro che alimentare la scia di violenza perpetrata negli ospedali siciliani. Priolo Gargallo, niente domiciliari per i 2 carabinieri e l'agente di polizia accusati di aver chiesto a una donna prestazioni sessuali in cambio di favori. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per loro l'obbligo di dimora. La donna che ha denunciato è una 25enne, Francesco Aloi. Dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora, il GIP del Tribunale di Siracusa, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha deciso di attenuare la misura cautelare. I 2 carabinieri ed il poliziotto, accusati di avere approfittato della divisa per chiedere prestazioni sessuali ad una donna, si dichiarano innocenti. Tutto è accaduto a Priolo, vicino a Siracusa. La storia sarebbe iniziata in questa caserma dei carabinieri. Qui la donna, 25 anni, sarebbe venuta per alcuni problemi di vicinato, quando 2 militari le avrebbero offerto aiuto, in cambio di una prestazione sessuale. Uno dei 2 poi l'avrebbe ricontattata e dopo un rifiuto avrebbe abusato di lei. Per questo il militare, originario di Sortino, deve rispondere anche di violenza sessuale. Poi la donna si sarebbe rivolta al commissariato di polizia, ma anche qui, secondo la sua versione, ci sarebbe stata la stessa proposta. Una vicenda che sta facendo molto discutere. Anche la donna che farebbe l'escort risulterebbe indagata proprio per aver chiesto favori a uomini in divisa. Attualità politica, la vittoria delle liste civiche. Su 9 sindaci eletti ieri in Sicilia, ben 8 si presentavano con formazioni non legate ai partiti, che però sono in molti casi dietro le quinte. E i dettagli con Maglio Viola. La vittoria delle liste civiche. Su 9 sindaci eletti ieri in Sicilia nel corso di una tornata elettorale stabilita per ridare un'amministrazione regolare a comuni commissariati, ben 8 si presentavano con liste civiche. Un fenomeno che continua ad allargarsi soprattutto nei comuni minori, ma spesso dietro queste liste civiche si nascondono i partiti tradizionali o le cosiddette strane alleanze, fra partiti che non dovrebbero stare insieme secondo gli accordi nazionali e regionali. Così a Solarino, in provincia di Siracusa, il sindaco eletto è il deputato regionale del PD, Tiziano Spada, che batte il sindaco uscente. Formalmente la sua era una lista civica. Succede la medesima cosa, ma dal lato opposto della barricata politica, a Castiglione di Sicilia, dove il sindaco eletto Concetto Stagnetti correva con la lista civica Identità e Futuro, ma l'estrazione è palesemente di centrodestra con radicamento dentro Forza Italia. A Palagonia il sindaco Astuti passa anche qui per una lista civica, ma con forte estrazione centro-sinistra. A Palermo sono centristi entrambi i simpatici eletti, Montemaggiore, Belsito e Prizzi, anche se in realtà uno di centro-destra, l'altro di centro-sinistra. A Realmonte nell'Agrigentino il sindaco eletto è esponente dell'UDC di Decio Terrana, anche se va sotto la lista civica Primavera Realmontina. Civico che guarda ai civici senza disegnare né destra né sinistra il sindaco di Favignana Giuseppe Pagotto. Volendo tirare le somme, la partita sembra pari fra destra e sinistra, mentre la maggioranza dei sindaci eletti sembra comunque essere un'espressione di un centro trasversale. Ma i piccoli comuni fanno storia a sé e questo in politica è un fatto assodato. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici per le infrastrutture per circa 3 miliardi. La denuncia dell'ANCE, l'Associazione Costruttori della Regione,
che dà l'allarme sullo spostamento di questi fondi che sarebbero dirottati al nord. Manlio Viola. La Sicilia perde per strada finanziamenti pubblici relativi alle infrastrutture per circa 3 miliardi di euro. È quanto sostiene l'ANCE, ovvero il Collegio dei Costruttori dell'isola, che denuncia lo spostamento di questi fondi al nord per finanziare opere in Liguria e in Veneto. Secondo i costruttori si tratta di 900 milioni di euro derivanti dal taglio del 70% dei fondi di investimento per province e comuni destinati alla manutenzione delle strade, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza di edifici e porzioni di territorio. Gli altri 2 miliardi e più riguardano invece due lotti della ferrovia ad alta velocità, Palermo-Catania, cioè il lotto di Taino-Catenanuova per 588 milioni di euro e poi due tratte di un altro lotto da 594 milioni pari a 13 dei 15 chilometri complessivi del di Taino-Enna. Ancora salterebbero le opere del bypass di Augusta per 116 milioni e 1 miliardo di fondi del PNRR che si vogliono destinare al sostegno dell'export delle aziende. Un allarme sposato anche dall'eurodeputato azzurro Marco Falcone, che denuncia la scelta dissennata del governo riguardante i fondi per le manutenzioni stradali per 900 milioni di euro. Ma su questi finanziamenti è scontro all'interno del centrodestra e fra l'ANCE e le ferrovie, che già hanno smentito la perdita dei fondi. Secondo RFI, Reti Ferroviarie Italiane, i due lotti della Palermo-Catania e il bypass di Augusta saranno realizzati con fonti di finanziamento diverse dal PNRR. Si tratta solo di spostare le opere su altre misure perché a causa della carenza d'acqua in Sicilia le trivelle lavorano più lentamente e non si potrà ultimare le opere entro giugno 2026, termine ultimo per l'uso dei fondi del PNRR. Smentisce il definanziamento dei fondi per comuni e province il presidente della Commissione Trasporti del Senato, nonché commissario della Lega in Sicilia Nino Germanà, secondo il quale lo spostamento da un asse di finanziamento a un altro, al contrario, aumenta la dotazione economica destinata all'isola. In Sicilia, sostiene Germanà, gli stanziamenti complessivi ammontano a 37 miliardi di euro, soldi che sono ripartiti in base alle esigenze, ovvero 24 miliardi per opere ferroviarie, 11 miliardi e 300 milioni per le strade, 597 milioni e mezzo per i porti, 798 milioni per il settore idrico, 215 milioni e mezzo nel progetto Pinqua per la riqualificazione urbana e 92 milioni e mezzo per interventi di edilizia statale. Adesso i nostri territori. Da anni il fiume Gela vive un lento disastro ambientale, scarichi sospetti, acque nere, pesci morti e nessun responsabile. Siamo tornati alla foce del fiume per documentare una situazione che continua a peggiorare. Gerry Italia. Una settimana dopo l'ennesimo sversamento, il fiume Gela continua a tingersi di nero, un colore inquietante che tradisce la presenza di inquinanti, probabilmente reflui fognari mai intercettati e mai fermati. A ridosso della foce lo scenario è da incubo, un centinaio di pesci morti sulle sponde, chiazze bianche galleggianti, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Non è solo un fiume in agonia, è un ecosistema devastato. Sulla spiaggia, oltre ai pesci, ora si trovano anche i resti di grandi uccelli acquatici, probabilmente avvelenati dopo aver tentato di nutrirsi delle carcasse. Una tragedia che si consuma da anni tra indagini mai concluse e responsabilità sfuggenti, e intanto l'Italia e la Sicilia continuano a pagare multe salate per il mancato rispetto delle direttive europee sulle acque reflue. Ieri mattina sul posto è arrivato ancora il senatore Pietro Lorefice, membro della Commissione Ecoreati, accompagnato stavolta dall'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Fava. Entrambi hanno sollecitato nuovi accertamenti, presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto e i tecnici dell'ARPA. Siamo in stretto contatto con la Capitaneria, con l'ARPA, con tutti gli enti preposti e titolati ad indagare in maniera organica su una questione che noi riteniamo non sia non solo accettabile, ma da appurare in maniera veloce e seria. Eppure, nonostante i controlli, le risposte mancano. Le acque del Gela continuano a mostrare segni evidenti di contaminazione. Tra le ipotesi quella di sversamenti provenienti dall'area industriale a nord della foce, dove si trovano impianti di sollevamento sotto osservazione da tempo. Ma senza monitoraggi costanti e trasparenza, il fiume rischia di morire in silenzio e nell'indifferenza. Ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera è pronto, ma è inutilizzato. Manca infatti la corrente elettrica. Lo denuncia l'associazione Mare Amico, che ha scritto al prefetto chiedendo un intervento urgente. Davide Sardo.
Incredibile ma vero, ad Agrigento il nuovo depuratore della fascia costiera, atteso da anni e destinato a risolvere i gravi problemi di inquinamento marino, è pronto, ma non può entrare in funzione. Manca la corrente elettrica. Succede in località Timpa dei Palombi, dove sorge il moderno impianto realizzato per servire le aree costiere di Agrigento e Favara e in particolare per bonificare la foce del fiume Naro, spesso al centro di segnalazioni per scarichi inquinanti. A denunciare il paradosso è l'associazione ambientalista Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, che punta il dito contro l'Enel. Nonostante le ripetute richieste della direzione lavori e dell'ATI idrico, spiega Lombardo, non è stata ancora realizzata la linea dedicata necessaria ad alimentare le cabine elettriche dell'impianto. Un silenzio operativo che di fatto blocca l'entrata in servizio del depuratore, vanificando anni di attese e investimenti. Mare Amico ha scritto al prefetto di Agrigento chiedendo un intervento urgente per sbloccare l'iter e consegnare finalmente alla collettività un servizio essenziale per la tutela dell'ambiente. Nonostante il cantiere abbia chiesto da circa 2 anni l'allacciamento dell'energia, abbiamo fatto per questo motivo, abbiamo sollecitato il prefetto di Agrigento affinché si faccia promotore di una conferenza di servizi affinché si possa concludere questo cantiere e attivare l'opera fondamentale per Agrigento e per il nostro mare. Diamo il benvenuto al direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piranio, in un giorno importante. Dopo 80 anni il giornale più diffuso dell'isola, La Sicilia appunto, passa dal gruppo Ciancio San Filippo alla Palella Holding, che è guidato dall'imprenditore italo-americano, direi siculo-americano, Salvatore Palella. La famiglia Ciancio nel passaggio delle consegne si dice certa questa mattina che la visione internazionale di Palella saprà accompagnare la Sicilia verso nuovi traguardi. Tu, direttore, nel tuo editoriale stamattina hai parlato di quinta svolta per il tuo giornale, dopo la fondazione, il consolidamento, la crescita, la tenuta contro tutto e tutti. Adesso dichiari la sfida è verso un nuovo orizzonte, un altro futuro. È un'evoluzione da accompagnare con lo stesso impegno, ricordandoci che abbiamo alle spalle una storia importante, che abbiamo avuto maestri importanti, che la nostra redazione è stata una palestra di giornalismo, punto di riferimento per tutto il Sud Italia almeno. Dobbiamo governare un'evoluzione, un cambiamento che passa dal cartaceo al web, sempre con la mediazione giornalistica e quindi con l'autorevolezza, con l'approfondimento, non dimenticando mai l'ABC della professione. E questo credo che sia un elemento distinguente in un momento molto confuso anche nel nostro mondo. Non ne parliamo, con i social che imperversano. Tu hai scritto stamane che ti proponi, come hai confermato poco fa, di accompagnare questa evoluzione nella comunicazione senza assecondarne supinamente, come dire, passivamente il cambiamento. Bello, ma come si fa? Stare in equilibrio. Ricordarsi che dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte delle edicole c'è un mondo che già ritiene di sapere tutto. Così non è. Dobbiamo essere noi a far capire agli utenti, giovani e meno giovani, che la mediazione giornalistica è fondamentale per una corretta informazione. Io amo dire che noi della quasi vecchia generazione dobbiamo fare informazione spezzettando in due il termine, dobbiamo formare e informare partendo dai più piccoli, ma senza dimenticare che se un giovane oggi non legge non è colpa del ragazzo, è colpa del genitore che non lo ha mai accompagnato in un'edicola, che lo convince che un post equivale a un articolo. Non è così e noi siamo qui per farlo capire a tutti. Allora, in bocca al lupo e complimenti. Grazie anche e viva il lupo. Per questa nuova fase della tua brillante carriera. Grazie direttore, torniamo alle notizie. A Ragusa, eccezionale trapianto multiorgano da un donatore, pensate, di 89 anni, un gesto che dà speranza ai tanti pazienti in lista d'attesa. Veronica Barbarino.
Aveva 89 anni, ma il suo cuore era ancora capace di pensare al futuro. È una storia che dà speranza, quella accaduta all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove la famiglia di un 89enne ha donato gli organi dell'anziano parente deceduto per una emorragia cerebrale. Fegato ed entrambi i reni. Nonostante l'età avanzata, l'atto d'amore ha permesso di salvare 3 vite. Non c'è limite di età per la donazione di organi. Il fattore determinante è la funzionalità degli organi stessi al momento della donazione. Valutiamo questa funzionalità durante il ricovero in ospedale e durante il prelievo degli organi, anche tramite delle biopsie. È possibile inoltre oggi utilizzare organi che fino a qualche anno fa non sarebbero mai stati prelevati da pazienti ultra ottantenni. C'è inoltre la possibilità di un ricondizionamento ex situ, ovvero un trattamento che permette di migliorare la qualità degli organi prelevati, una sorta di ringiovanimento. Migliorare la qualità ha significato dare maggiore opportunità ai pazienti in lista d'attesa e di utilizzare organi marginali che fino a qualche anno fa non avremmo mai utilizzato, di pazienti anche ultra ottantenni. Un evento, questa Ragusa, per il quale si è messa in moto la macchina organizzativa con la collaborazione dell'equipe dell'Ismet di Palermo. Non dimentichiamo che ci sono malattie per le quali l'unica cura è il trapianto. Cresce l'attenzione anche in Sicilia verso la donazione degli organi, gesto concreto che ridona una seconda vita ai pazienti affetti da malattie croniche. Davvero straordinario. Come straordinario è il colpo di fortuna su un'altra cosa completamente diversa che si è verificata a Misilmeri. Compra un biglietto del Gratta e Vinci da 25 euro e vince 6 milioni. E adesso è caccia al super fortunato. Marco Cullà. 6 milioni di euro, una vincita record da capogiro. Misilmeri, provincia di Palermo, è stata baciata dalla dea bendata. Al bar Capriccio un cliente con un gratta e vinci da 25 euro ha totalizzato una delle vincite più grosse registrate in Sicilia negli ultimi anni. A vincere sicuramente un residente di Misilmeri, come ci ha confermato lo stesso proprietario del bar Fortunato. Ci ha chiamato e ci ha avvisato della vincita. Per cui deve rimanere un segreto, dico, non so chi sia il vincitore, ben per lui. Ed è già caccia al vincitore, non c'è però un identikit. Mi ha detto che penserà pure per noi qualche regalino, non appena è possibile, e mi manderà la foto del biglietto vincente. E in paese non si parla d'altro, tutti a chiedersi, ma chi ha vinto? È la vincitrice, signor? No. Magari. 6 milioni di euro è una cifra che cambia la vita. Mamma mia, tanto. Lei cosa farebbe con 6 milioni di euro? Rinvestirei, dice Rosario, a persone che hanno bisogno, eccetera, eccetera. Viva Misilmeri! Evviva, è giusto anche occuparsi di beneficenza anche quando si vincono somme così importanti. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio i possibili rinforzi per il Catania del futuro e per la pallanuoto femminile stasera l'Equipe Orizzonte in basca a Roma per lo scudetto. State con noi. Calcio in attesa dell'incontro fra Grella e Toscano che potrebbe stabilire definitivamente il proseguimento del rapporto con il tecnico. Ecco quali possono essere i ruoli da puntellare in vista del prossimo anno. Ce li dice Marco Carli. Nella settimana degli incontri e del futuro da disegnare in modo probabilmente definitivo, sciogliendo nodi o trovando conferme, si prova a immaginare una squadra che possa diventare protagonista nella prossima stagione. Quella che, nelle intenzioni iniziali, non deve partire stravolgendo l'ossatura. In bianco, i giocatori della rosa attuale che potremmo vedere protagonisti nella prossima. E poi ruoli in cui possono arrivare delle novità, fermo restando il 3-4-2-1 di Toscano, ovviamente questo va ripetuto. In difesa servono soprattutto alternative. Una, forse per i braccetti, c'è anche l'ipotesi di un Silvestri che rientri dal prestito alla Triestina per restare. Un'altra al centro. In mediana serve un giocatore che cambi ritmo alla gara. Sugli esterni, a sinistra occorre l'alternativa per Anastasio, anche perché Lunetta potrebbe tornare sempre utile da trequartista incursore. Un'alternativa, anzi un probabile titolare nel ruolo potrebbe essere Ciccerelli, qualora la Ternana non salga, mentre Jimenez e Stoppa saranno ancora al centro del progetto. Per Cianci stesso discorso fatto per Ciccerelli,
Ciccerelli, anche se la Ternana può far valere l'opzione pure senza promozione. Ma comunque si cercano una o due alternative ad Inglese con cui si tratta per farlo restare in rosso-azzurro. Pallanuoto femminile, oggi alle 18:30 Orizzonte Catania in Basca a Roma per provare a conquistare lo scudetto. Marco Carli ancora. L'equipe Orizzonte Catania a caccia dello scudetto numero 25. Sarebbe un titolo importante in una storia da sempre meravigliosa e infarcita di trofei. Per diventare realtà, oggi le etnee devono vincere in casa della SIS Roma alle 18:30 in gara 2 della finale scudetto. Dopo il 13-6 della gara 1, con la squadra guidata da Martina Miceli perfetta dall'inizio alla fine, è un obiettivo che appare più facile di quanto non dica la stagione vissuta. Fermo restando il ruolo dominante dell'Orizzonte nella storia e anche in questi ultimi campionati, sarebbe il 6º scudetto di fila, va detto che la SIS ha retto il colpo in campionato e ha vinto in Coppa Italia 10-7 per le capitoline contro le etnee, in quell'occasione prive dell'ex Chiara Tabani. Nei precedenti regular season la SIS Roma si è aggiudicata per 12-11 la gara del girone d'andata. L'Orizzonte si è vendicata sportivamente al ritorno imponendosi a Catania per 10-7. Dunque in casa Orizzonte si tiene viva l'attenzione. Per vincere a Roma serve la stessa concentrazione mostrata in gara 1. In caso negativo c'è gara 3 a Catania per il match ball scudetto in casa da giocare sabato, ma c'è da starne certi, l'Orizzonte vuole chiuderla prima. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per le altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.